Ben ritrovati cari telespettatori di Teleregione, siete sintonizzati su 37 gradi e mezzo. Il nostro viaggio nella provincia di Oristano prosegue e questa volta ci ha portati in laguna, nella laguna precisamente di Cabras. Siamo venuti a trovare un produttore di vernaccia, il nettare degli dei, così veniva definito, un vino straordinario dalle caratteristiche incredibilmente eccezionali, che è tipico del Campidano di Oristano. Siamo in compagnia di Paolo Contini, praticamente il presidente e proprietario factotum della cantina Contini. Quando nasce questa istituzione? Perché è una vera e propria istituzione, Paolo. L'azienda vinicola Contini è stata fondata da mio nonno Salvatore nell'800. Poi era un uomo di vedute molto aperte già in quel tempo, amante dei viaggi, e già incominciava a esportare i vini già in quel periodo là. Tanto è vero che in quel periodo però i vini che si producevano erano solo due: la vernaccia, il vino vernaccia e il vino niedera. Praticamente un vino bianco e un vino nero, non esisteva, si chiamava nero il vino. Tanto è vero che già nel 1912 mio nonno vinse all'Esposizione Internazionale di Milano nel 1912 e nel 1913 medaglia d'oro e croce al merito per questi due vini, per il vino vernaccia e per il vino nero, che era il nostro Niedera, che anche il Niedera è tipico di questa zona. In questa meravigliosa location che ci ha accolto questa mattina si respira proprio quell'aria antica, l'odore della vinificazione, e tutto parla di questo prodotto meraviglioso, però in questi ultimi anni forse trascurato, perché Paolo, parlando di vernaccia, noi torniamo un po' indietro nel tempo, ricordiamo che era il prodotto che veniva consumato maggiormente nei bar, nei paesi, un po' dappertutto, poi incredibilmente ha avuto una flessione negli ultimi anni questo prodotto. Quali sono le cause secondo te? La vernaccia è stato il vino più bevuto in Sardegna fino al 1970 per varie ragioni, perché anche per ragioni tecniche, perché allora non c'era grande tecnologia, per cui i vini per poter resistere nel tempo avevano bisogno di una notevole gradazione alcolica, cioè avevano superare tutti i 15 gradi. E la vernaccia era un po' il vino di tutti i giorni, di tutte le ore, dei momenti tristi e dei momenti allegri, per le feste, per i funerali, si beveva sempre vernaccia. Diceva addirittura lo scrittore Giuseppe De Sì che durante la malaria la vernaccia ha salvato anche il popolo sardo dalla malaria e dal malgoverno. Avevamo i piemontesi allora. E per cui era il vino che si usava nella tipologia giovane come aperitivo, nell'aperitivo e nella tipologia invecchiata come vino da dessert. Era un vino comunque per una serie di ragioni, ecco, per esempio pensiamo che fino all'80 non era concepibile in un bar bere vino normale, vino rosso, quei vini erano da bettola. L'unico vino degno di entrare in un bar è stata la vernaccia, e per cui era consumata anche praticamente in tutta la Sardegna. Avevano due tipi di consumo, in Sardegna e anche in continente moltissimo, perché gli emigrati che partivano si riportavano, quando andavano al nord, quando andavano all'estero, un pezzo di Sardegna. Cos'erano i prodotti che potevano portare senza che si alterassero? Un vino così robusto e strutturato che reggeva il mare, reggeva tutto. E difatti si vendeva moltissimo anche in continente, diciamo all'estero, proprio grazie a questi emigranti che partivano con la valigia di spago e quando tornavano per le vacanze rientravano all'estero sempre con questo meraviglioso prodotto, perché difficilmente un vino bianco più leggero, un vino rosso più leggero reggeva quelle condizioni
particolari, diciamo. E poi questo, piano piano è migliorata la tecnologia, anche in cantina, sono migliorati i prodotti, le tecniche di produzione e c'è stata anche la tendenza anche a produrre vini meno alcolici, anche per un altro motivo, perché la vernaccia, anche se non vino alcolico allora, non dava, addirittura faceva parte integrante dell'alimentazione quasi. Pensiamo ai lavori, che tutti i lavori erano lavori manuali, materiali, il pescatore che andava a remi, per cui dopo, anche se beveva un prodotto alcolico, poi doveva remare per 4, 5, 8 ore, per cui riusciva abbondantemente a smaltire gli effetti di questo prodotto alcolico. Oppure chi andava in campagna, che solo per raggiungere il posto di lavoro, da Cabras al Sini si impiegava 3-4 ore e poi doveva zappare, per cui per questa ragione la vernaccia in periodo era proprio la regina dei vini. Poi per una serie di motivi fino al 70 è cominciato a cambiare il tipo di vita, è cominciato a cambiare l'educazione alimentare, siamo cambiati noi. I vini alcolici sono incominciati a introdurre vini più leggeri, più leggeri, meno forti. Io ti fermerei un secondo, Paolo, per fare una serie di precisazioni che a mio giudizio sono importanti. Ecco, parlando proprio dei diversi stili di vita che piano piano si sono evoluti nel tempo, secondo me qualche luogo comune da sfatare che ha penalizzato appunto il consumo del vino vernaccia che si ottiene dall'uva vernaccia, e poi parleremo anche delle caratteristiche di questo vitigno. Dicevo, luoghi comuni da sfatare, non è abbinabile secondo molti questo prodotto con il pasto. Ecco, noi sentiamo anche ormai tutte le emittenti televisive nazionali, internazionali danno ampio spazio alla cucina e quindi all'abbinamento dei vini. Ecco, forse come diceva Paolo Contini un attimo fa, un po' ha sofferto il vernaccia negli ultimi 10-20 anni di questa errata nomea, cioè un vino di grande spessore abbinabile soltanto ai dolci e quelli di mandorla in particolare, ma non a un pasto. Ecco Paolo, tu cosa ne pensi in questo senso? Effettivamente pasteggiare a tutto pasto con la vernaccia è un po' impegnativo, o almeno non si può fare, non è nella normalità e non è nei pranzi di tutti i giorni. Io quando vado a presentare la vernaccia proprio presento tutti i piatti abbinati alla vernaccia, presentando una vernaccia giovane con certi piatti particolari di pesce e poi una vernaccia più aromatica e più vecchia, anche con bottarga, perché la bottarga ha un gusto violento, arrogante, e solo il gusto della vernaccia riesce a compensare, a sposare questo gusto. Però effettivamente pasteggiare tutti i giorni a vernaccia è un po' impegnativo, anche per il motivo che dicevamo prima, perché in questi ultimi 20 anni è cambiato tutto lo stile di vita, è cambiata l'educazione alimentare, cioè siamo cambiati noi e la gente ormai, mentre prima il vino faceva parte integrante dell'alimentazione, adesso è un fenomeno edonistico, diciamo, proprio di piacere, e la gente beve di meno per le ragioni che dicevamo, però vuol bere anche prodotti più leggeri e meno impegnativi. Ciò non toglie che la vernaccia abbia sempre la sua importanza. Ecco, cari amici, io mi fermerei qui. Appuntamento alla prossima puntata per continuare a parlare con Paolo Contini, ma non solo, di vino, di vernaccia e delle produzioni di questo vino della provincia di Oristano.